Buonasera e benvenuti al Circolo Stella Azzurra, dove sta per cominciare una delle partite più attese dell'ottava giornata di Serie A Lega Calcio a 5. Scendono in campo il Turati contro il Romilton, entrambe occupano la vetta della classifica. Il Turati si trova seconda in posizione a 18 punti, mentre il Romilton a 16 punti tenta il sorpasso. Alla sinistra dei vostri teleschermi attacca in maglia nera il Turati, mentre da destra verso sinistra attacca in maglia bianco-azzurra la Romilton. Scontro tra seconda e terza in classifica di questo girone. Entrambe possono raggiungere il 2Work, che è primo con una gara in più a 19 punti. Possesso per il Romilton nella zona sinistra. Petrucci, Dionisi, imparato, va con i piedi a cercare il compagno, non riesce nello stop. Palla per la formazione in maglia nera, che adesso perde il pallone. Sull'out di destra prova il numero 10 Di Massimo ad impensierire la difesa avversaria e trova il primo calcio d'angolo della partita. Va proprio Di Massimo dalla bandierina e di testa il riparte a Romilton sulla sinistra con Petrucci che dà all'indietro per Pennacchiotti. È stato Pelosi, guadagna una rimessa laterale, cerca lo scambio con Petrucci che allarga sulla sinistra per Dionisi, che cerca di accentrarsi e scaricare il destro ma trova il corpo del difensore. Guadagna una rimessa laterale in zona d'attacco. Dionisi ricomincia da dietro per Pelosi. Ora Dionisi viene anticipato, riparte il Turati forte sull'out di sinistra, scarica di sinistro, il pallone accarezza il palo alla sinistra del portiere. Primo calcio d'angolo per il Turati. Andrà alla battuta Di Massimo. Di Massimo con il destro, fuori per Franchetti, tenta la conclusione, deviata, ancora calcio d'angolo per il Turati, che adesso spinge. Va Di Massimo a cercare il pallone alto, riparte veloce il Romilton sulla destra. C'è Pennacchiotti in mezzo, non viene servito grazie all'anticipo di Franchetti, che impedisce che il pallone arrivasse all'attaccante. Iacomini, centrale per Sella, si porta il pallone sul destro, ancora Sella con il sinistro, scambia, ancora Sella, il palo di Sella, si salva il Romilton al terzo minuto di gioco, sfiora il gol con il numero 10 in maglia nera, Di Massimo. Pelosi scambia con Petrucci nella zona centrale del campo. Petrucci allarga bene a sinistra per Pelosi, che prova con il destro a servire il compagno, perde il pallone, lo recupera però Dionisi. Petrucci per vie centrali, perde il pallone, riparte veloce sull'out di sinistra, cerca il pallone in mezzo per Iacomini. Una buona chiusura dalla parte di difesa del Romilton. Adesso ancora Di Massimo, salta il primo, non riesce a superare il secondo. Di Massimo recupera il pallone, cerca di liberare il destro, appoggia vicino al compagno e il mancino, palla sulla traversa, si salva ancora il Romilton. Quarto minuto del primo tempo.
già colpito 2 lenni, la formazione in maglia nera. Dionisi scambia con Petrucci, ancora Dionisi, cerca sulla sinistra Pelosi. Dionisi, Pennacchiotti, di tacco per Dionisi, sull'auto di sinistra cerca di cambiare gioco, interviene Girolomini che fa ripartire la squadra. Di Massimo appoggia per Iacomini, Di Massimo sulla destra, prova ad accentrarsi con il sinistro, scambia sul compagno, mette un pallone dentro, interviene la difesa avversaria che spazza via, mette fine al pericolo. Di Massimo, Iacomini, palla buttata in avanti, c'è solo il numero 1 in maglia gialla Imparato che interviene, serve Pennacchiotti sull'auto di sinistra che prova la conclusione, palla facile per Girolomini. Recupera palla Pennacchiotti che serve Petrucci nella zona centrale del campo, scarica sulla destra il compagno, sarà rimessa laterale in favore della squadra in maglia bianco-azzurra. Di nuovo indietro per il compagno, prova la conclusione di sinistro che però non impensierisce il numero 1 in maglia nera. Spalla alla porta, si gira Iacomini, messo a terra. Primo fallo subito dal numero 3 in maglia nera Iacomini. Fiorani con il sinistro, cercare il compagno che sbaglia un appoggio di prima. Petrucci deve liberare, ottimo il disimpegno del numero 8 in maglia bianca-azzurra. Pennacchiotti cerca di liberare il sinistro, Petrucci non arriva sul pallone e regala la rimessa laterale al Turati. Doppio passo sulla destra, cerca di andarsene. Rimessa laterale per il Turati. C'era stata un'incomprensione tra il giocatore e l'arbitro, ma la rimessa è affidata alle maglie nere. Petrucci deve girarsi, pressato da 2 avversari, cerca di andarsene e conquista un calcio di punizione da ottima posizione. Va Petrucci alla battuta, scarica dietro per il compagno, davanti, spalle alla porta, Dionisi si appoggia al compagno, il mancino, nessun pericolo per la difesa avversaria. Turati nella zona destra del campo, deve ricominciare Franchetti. Poggia per Sella, prova il numero, adesso può ripartire veloce. Pennacchiotti che perde il pallone, ancora Sella, destro-sinistro, perde il pallone ma lo riconquista un compagno di squadra sull'out di destra. Si tratta di Iacomini che adesso se ne va. Iacomini sta tu per tu col portiere, prova la conclusione, palla che colpisce il palo esterno e va sul fondo. Dionisi in zona centrale, aspetta la sovrapposizione del compagno, scarica a destra, ancora Dionisi, perde un brutto pallone, può ripartire Iacomini velocemente, salta il primo avversario, poi perde il pallone. Rimessa affidata al numero 1 Imparato in maglia gialla, serve velocemente il compagno,
Si fa vedere sulla sinistra Petrucci, che scambia corto ancora con Dionisi. Petrucci mette dentro, ribattuta, pallone che va sui piedi di Petrucci, che salta due avversari, ancora lui in mezzo, gran gol al 10° minuto, trova il vantaggio il Romilton con Petrucci. Partita che comincia subito in salita per il Turati. È l'11° minuto del primo tempo. Sella, Franchetti va per vie centrali per Fiorani. Ancora Franchetti, recupera palla il Romilton che costringe all'errore l'avversario sull'out di destra, cerca di proteggere il pallone ma perde il pallone, quindi ricomincia l'azione da Sella che va con il mancino, salta un avversario destro-sinistro, non supera il secondo. Ancora Sella per vie centrali, tenta di saltare un altro avversario e conquista una rimessa laterale in zona d'attacco. Turati adesso per vie centrali, riparte veloce il Romilton che ha conquistato la palla con Pennacchiotti che però tira addosso al portiere, al numero 1. Riparte velocemente il Turati sulla sinistra, recupera però il pallone il Romilton, va per vie centrali, ancora il Romilton, il destro, conclusione che però si spenge perché è troppo centrale. Ancora Sella, prova il numero, Sella, palla che si spegne a sinistra del palo, ma c'è stata una deviazione di Imparato e sarà calcio d'angolo. Conquistato il calcio d'angolo il numero 8. Sella che adesso va con il mancino, ricomincia da capo per Fiorani. Molto spazio, Fiorani serve di nuovo nella zona sinistra del campo. Sella, Fiorani, cercare un taglio centrale di Iacomini che non riesce ad arrivare sul pallone. Pelosi, ancora Pelosi sull'out di destra, viene incontro Cocomeri, non viene servito. Rimessa laterale, si trova sulla sinistra, prova la conclusione che era forse un cross, nessun pericolo per Girolimini. Sella, Di Massimo che perde il pallone, lo riconquista sull'out di sinistra. Dionisi che serve Cocomeri, ancora Cocomeri, ha molto spazio, può puntare Sella, preferisce allargare tutto sulla destra, prova la conclusione al centro. Sella respinge, fa ripartire i suoi. Fiorani tenta il passaggio in verticale, perde palla, ricomincia il Romilton da dietro con Dionisi, scarica il destro, viene murato da Sella e sarà calcio d'angolo. Va dalla bandierina direttamente in porta, nessun pericolo per Girolimini che adesso va a lungo con le mani, cercare Di Massimo. Iacomini prova il numero ma viene fermato da Dionisi. Rimessa laterale, Fiorani, cercare il pallone filtrante, va in area di rigore il numero 3 che però non riesce a concludere in porta. Adesso prova la girata al volo ma il pallone si perde alto sul fondo. Nessun pericolo per Imparato che va con le mani a cercare Dionisi, appoggia per il compagno Dionisi, cerca il traversone Pennacchiotti ma il difensore respinge il pallone. Dionisi, Pennacchiotti,
Dionisi perde un pallone, lo riconquista Sella che riparte veloce, viene servito sul lato di destra Dionisi che mette al centro, tacco del numero 3 Iacomini che non trova però lo specchio della porta. Risultato ancora di 1-0 al 15° del primo tempo per il Romilton. Ancora Di Massimo, serve il compagno al centro che è da solo, spara addosso a Imparato che salva la propria porta. Aveva tentato la conclusione Iacomini con il sinistro, debole e poco precisa. Adesso Sella prova di mancino ad incrociare, riparte veloce però il Romilton, ottimo l'anticipo di Sella che chiude la ripartenza avversaria. Andrà Petrucci con i piedi, ancora Petrucci nella zona sinistra del campo, appoggia per il compagno e prova la conclusione, viene murato, la palla resta lì, attenzione, deve allontanare via il numero 1 in maglia nera, esce Imparato e la fa sua. Petrucci, Dionisi cerca di servire Petrucci, ma il passaggio è fuori misura. Riparte veloce il Romilton per vie centrali, allarga su Petrucci sulla destra, tiro murato, calcio d'angolo ancora per la formazione in maglia bianco-azzurra. Fuori per Dionisi, non ci sono spazi. Pelosi con il destro a servire Dionisi, il taglio di Cocomeri che non viene servito, si cerca Petrucci sulla sinistra, adesso recupera il pallone Cocomeri che prova la conclusione, deviata dal portiere, sarà calcio d'angolo. Calcio d'angolo battuto dalla sinistra, pallone messo in mezzo. Nessun pericolo per la difesa del Turati. Adesso cerca di uscire, esce molto bene. Sella di sinistro. Ancora prova a ritrovare il pallone Sella che però scivola e la palla si perde in rimessa laterale. Petrucci, Dionisi, Petrucci, Cocomeri, Dionisi, Petrucci, ancora Dionisi, Cocomeri sull'out di destra, serve Dionisi, Cocomeri, scambia con Petrucci vicino, fa un tocco di troppo, riparte Sella velocissimo, la zona centrale del campo, serve il compagno che passa al numero 10, gol di Massimo Andrea, risultato che si porta sul 2-0. Mannaggia, non si vedono i numeri. Ricomincia la partita sul risultato di 1-1 al 20° del primo tempo. Pelosi scarica dietro per Petrucci, velo di Dionisi, Pelosi scarica per Cocomeri, Petrucci sull'out di destra, ancora dietro per Pelosi, Petrucci, brutto il pallone per Pelosi che però riesce a rimediare all'errore del compagno e ricomincia da Dionisi all'altezza di centrocampo. Dionisi per Petrucci che ridà fuori per Dionisi, viene anticipato, riparte forte sulla sinistra Sella che mette il pallone al centro,
Allontana il pericolo la difesa in maglia bianca-azzurra, che può ripartire veloce con Cocomeri nella zona centrale del campo. Cerca di liberare il destro, scarica per Petrucci sulla sinistra. Di Suola va ancora al centro per Pelosi, arriva Sella da dietro. Riparte veloce il numero 10 Di Massimo, si accentra con il destro, ancora Di Massimo, va sul sinistro, prova la conclusione. Imparato, la fa sua Cocomeri. Cocomeri cerca di saltare l'avversario, viene forse trattenuto. C'è il fallo cumulativo e cartellino giallo per il numero 4 in maglia bianca-azzurra, Pelosi. Dionisi con il mancino, ha molto spazio, bella la risposta di Girolimini che manda il pallone in calcio d'angolo. Si incarica della battuta Cocomeri, in mezzo c'è Dionisi che però adesso viene incontro a prendere il pallone, cross forte e teso al centro. Rimessa laterale in favore del Romilton. Va il numero 6 in mezzo a cercare il compagno che spreca una bellissima occasione. Ricomincia da dietro Cocomeri per Pelosi. Cerca per vie centrali Cocomeri, però viene anticipato. Riparte veloce il Turati. Conclusione di destro del numero 3 Iacomini. Palla in calcio d'angolo. Sarà un time out per la formazione in maglia della battuta. Fiorani scarica per il compagno, però è un passaggio a Cocomeri, a sua volta scarica il pallone guadagnando una rimessa laterale. Pennacchiotti con le mani, anticipo di Sella. Dionisi va con i piedi per Cocomeri, ancora Sella, però perde il pallone. Dionisi cercare ancora Cocomeri, il compagno. Adesso si ricomincia da Pelosi che alza il pallone nella zona di Dionisi con il mancino. Cerca Cocomeri che lascia scorrere sull'out di sinistra. La palla sfiora il palo alla sinistra del portiere. Risultato sempre sull'1-1. Sfiorato il gol del vantaggio il Romilton, che però adesso è costretto a difendersi. C'è un'ottima chiusura di Pelosi su Iacomini. Adesso ricomincia Sella. Sella cerca il passaggio, capisce tutto Cocomeri che riparte sull'out di sinistra, viene fermato ancora una volta da Sella che va per vie centrali, forse un avversario di troppo, riesce a passare lì tutte e due, scaraventa il pallone con una grandissima potenza di mancino, il numero 5 che trova la deviazione del portiere. Provato la conclusione Fiorani, adesso va Sella con il mancino, forte e teso per Iacomini che non riesce nell'aggancio. Può ripartire veloce il Romilton con Cocomeri sull'out di sinistra che però deve rallentare e appoggiare di nuovo dietro. Palla al centro per Dionisi che non riesce a trovare lo specchio della porta, a pochi passi dal portiere. Va a lungo con le mani cercare Fiorani che non riesce nello stop. Ricomincia il Romilton con Dionisi che allarga per Pelosi che scarica il destro. Pelosi, ottima la risposta di Girolimini, manda il pallone in calcio d'angolo. Si appresta alla battuta del corner Cocomeri che va a cercare il secondo palo. Chiusura di Fiorani di testa. Dionisi pressato, tenta la conclusione di mancino. Fischio che finisce il primo tempo
sul risultato di 1-1. Ricomincia il secondo tempo sul risultato di 1-1. Sella. Fiorani a cercare ancora Sella, ottimo l'anticipo di Cocomeri che capisce tutto, viene servito ancora Cocomeri, a tu per tu col portiere, non riesce a concludere di destro e colpisce anche il numero 1 in maglia nera, Di Massimo, appoggia dietro, lancio lungo a cercare Di Massimo che però non arriva sul pallone, può ripartire Cocomerini sull'out di destra, serve Dionisi, si accentra con il mancino Dionisi, sulla destra allarga ancora per Dionisi in mezzo, può ripartire veloce adesso la formazione in maglia nera, si ferma però l'azione perché sono rientrati tutti i difensori avversari. Dionisi, c'è largo Cocomeri che viene servito, Cocomeri a tu per tu col portiere, prova il destro, la spara addosso, Giro Limini, risultato ancora di 1-1. Sella controlla il pallone con la suola, pressato da due avversari, cerca il compagno per vie centrali, ottimo sul numero 5 Fiorani che prova il sinistro, viene rimpallato da Franchetti, calcio d'angolo per il Turati, va Franchetti, Fiorani alla battuta viene respinto, attenzione, la prova Iacomini con il sinistro a incrociare, pallone che si perde però sul fondo, imparato, Pelosi, Cocomeri, Dionisi, ancora Pelosi, va con il destro Pelosi, trova la deviazione di Fiorani, calcio d'angolo per il Romilton, va dentro forte e teso, rimpalla il pallone sul difensore in maglia nera che la butta nella propria porta, risultato di 2-1 per il Romilton al terzo minuto del secondo tempo. Sella, Sella scambia con Iacomini, Sella si accentra, Sella salta un avversario, non riesce a saltare il secondo, spalla alla porta, ancora Sella, viene messo giù e conquista una posizione, punizione all'altezza del tiro libero. Andrà Iacomini con il destro. Due uomini in barriera per Imparato. A difesa della porta andrà Iacomini con il destro. Va Iacomini con il destro, prova la conclusione a giro di piatto, trova una gran risposta del portiere, rimessa laterale in zona d'attacco per la formazione in maglia nera, Sella corto per il compagno, cerca ancora Iacomini, recupera la palla Dionisi sul lato di destra, molto veloce, mette in mezzo, capisce tutto, recupera il pallone il Turati, con Iacomini che la mette al centro, ottima la chiusura di Pennacchiotti, riesce a resistere alla carica di Massimo, adesso Dionisi con il sinistro deve appoggiarsi dietro,
Petrucci. Dionisi, ancora Dionisi, salta un avversario, prova il mancino, riparte adesso Sella veloce, riparte Sella veloce con il mancino, ci accentra e non trova la via della rete. Sella trova soltanto una deviazione, calcio d'angolo. Iacomini per Sella, entra in area di rigore, Sella di forza, ancora Sella. Ottima l'uscita del portiere del Romilton. Adesso affretta troppo la giocata, regala il pallone al Turati. Iacomini per Sella, non si intendono i due, riparte Petrucci sulla sinistra, in mezzo c'è Dionisi. Ora Petrucci, sovrapposizione, bella la sovrapposizione sulla zona sinistra del campo. Sella impedisce a Pennacchiotti di entrare in area, battuta di fretta, la rimessa laterale, riparte il Turati. Di Massimo cerca il compagno con un pallonetto ma trova soltanto la chiusura di Pelosi, che adesso fa ripartire i suoi. Bello lo stop in palleggio, adesso prova a girarsi, appoggia dietro per Pelosi che prova la conclusione sul corpo di Massimo. Rimessa laterale in zona d'attacco per Romilton, che conduce sempre 2-1. È il 7° minuto del secondo tempo. Batte Petrucci per Dionisi che scarica per Pelosi con il destro. Pelosi, palla che si perde alta sul fondo. Brivido per la difesa del Turati. Ottimo il passaggio di Dionisi di tacco. Adesso Franchetti deve combattere. Di Massimo per Sella, ancora Di Massimo. Iacomini sull'auto di destra, Iacomini spara addosso al portiere. Si alzano i ritmi della partita, riparte adesso il Romilton con Pelosi che tenta un passaggio in verticale. Iacomini sulla destra, Iacomini cerca il destro, trova il corpo di Petrucci e guadagna un calcio d'angolo. Sella si incarica della battuta del corner. In mezzo c'è Di Massimo ma trova il compagno che prova la conclusione. Trova soltanto il corpo di Imparato che adesso fa ripartire Dionisi veloce sulla destra. Dionisi prova col sinistro. Chiusura del difensore in maglia nera. Sella veloce centralmente, deve fermarsi, sono troppi due. Recupera palla Petrucci che adesso cerca di calciare il pallone, trova l'avversario ma c'è il vantaggio. Sella con il mancino, trova il corpo di Pennacchiotti. Calcio d'angolo per la formazione in maglia nera che è in svantaggio, deve recuperare il risultato. Di Massimo si appresta a battere il calcio d'angolo, scambia con Sella, corto. Adesso Iacomini con il sinistro, nessun pericolo, lancia verso la porta avversaria di prima battuta ma il portiere non si fa sorprendere. Tiro velleitario che si spegne sul fondo. Sella, Di Massimo punta l'avversario, taglio di Sella che non viene servito. Petrucci mette il pallone in fallo laterale. Iacomini non riesce nello stop. Franchetti per il portiere che lancia lungo a cercare Sella. Imparato con le mani, sbaglia la misura del passaggio. Iacomini riparte forte, salta il primo, tu per tu con il portiere, non riesce a trovare la rete. Ottima la chiusura del numero 6 in maglia biancoceleste, Pennacchiotti. Petrucci 3 contro 2, via centrali va Petrucci, allarga per Pelosi sul lato di sinistra, perde il rimpallo. Rimessa laterale, va male con le mani per Sella. Ora Dionisi, a tu per tu col portiere. Dionisi se la porta sul sinistro, salvataggio sulla linea.
Ancora Dionisi, mette il pallone al centro. È andato vicinissimo al 3-1 il Romilton. Riparte Sella adesso sulla destra velocemente. Tiene il pallone in campo. Ottima l'uscita del numero 1 in maglia bianca-azzurra, imparato. Aumentano i ritmi della partita. Di Massimo appoggia a Franchetti che cerca di servire Sella. Pelosi salta l'avversario. Pelosi cerca di mettere il pallone in mezzo. Commette anche fallo sulla ripartenza di Franchetti che viene messo giù. Iacomini cerca di girarsi su Cocomeri, vince il rimpallo di prepotenza. Iacomini va con il destro, palla che si perde sul fondo. C'è time out sul risultato di 2-1 per il Romilton. Ricomincia il secondo tempo, risultato di 2-1 per il Romilton, che ha trovato la via del gol nel secondo tempo grazie a un'autorete. Adesso scarica fuori per il numero 6 Franchetti, che però spedisce la palla alta all'altezza del calcio d'angolo. Petrucci, Pelosi, vie centrali, il Romilton, Cocomeri, scambia col compagno Cocomeri, ancora ottima l'uscita del numero 1 in maglia nera che impedisce a Cocomeri di provare il destro. Sella, Franchetti, ancora Franchetti, Di Massimo dalla parte opposta del campo, taglia il campo per vie centrali e lascia il pallone a Franchetti, che a sua volta lo dà sulla destra a Sella. Ancora Franchetti, Di Massimo si gira, Di Massimo va sul fondo, la mette in mezzo, il portiere impedisce che il pallone giunga in mezzo, riparte Cocomeri veloce centralmente, scarico per Petrucci sulla sinistra. Ancora Petrucci, va in mezzo, ottimo l'anticipo di Sella. Ancora Sella in possesso di palla. Franchetti. Franchetti. Cambia ancora con il compagno vicino. Fiorani scambia con Di Massimo. Adesso pallone largo a destra per Sella. Fiorani, Di Massimo, Sella per Fiorani, Franchetti, Fiorani non sa chi servire il pallone, trova Di Massimo sulla destra, possesso palla prolungato per il Turati. Adesso Di Massimo scarica per Franchetti che perde il pallone, lo recupera Cocomeri sulla destra, serve in mezzo il compagno Pelosi con la suola. Pelosi non trova lo specchio della porta, Cucchiaio che si perde alto sul fondo. Ottima la giocata di Pelosi, che però è stato sfortunato e non ha trovato la porta a portiere battuto. Di Massimo velocemente per Sella che scambia con il compagno, grandissima l'azione, segna Iacomini per il Turati, risultato sul 2-2. Partita riaperta al 15° del secondo tempo. La riaperta Iacomini
su assist di Sella, che ha visto il compagno arrivare da dietro. Di Massimo spalla alla porta, si gira, appoggia per l'autore del gol, Fiorani. Pressione alta da parte del Romilton, che conquista una rimessa laterale. Cocomeri, Pennacchiotti, Dionisi, ancora a cercare Cocomeri, che però viene anticipato da Sella. Ancora Dionisi, recupera il pallone, ha capito tutto, appoggia dietro per il compagno. Franchetti perde il pallone, riparte Sella veloce che allarga sulla destra per Di Massimo. Di Massimo tenta la conclusione da posizione impossibile. Il pallone si perde sul fondo. Può andare al rinvio imparato. Pennacchiotti, Petrucci, cercare il taglio di Cocomeri, che parte un po' in ritardo. Nessun problema per la difesa del Turati. Di Massimo, spalle alla porta contro Petrucci, viene messo giù ma non c'è nessun contatto per il direttore di gara. Sarà semplice rimessa laterale per il Romilton. Petrucci scambia con Cocomeri, spalla alla porta, ancora Petrucci nella zona sinistra del campo. Cocomeri, Dionisi, Petrucci, fallo subito da Petrucci. Ha commesso Iacomini, l'autore del 2-2. Punizione da ripetere, non ha fischiato il direttore di gara. Sulla sinistra Dionisi, Petrucci, scaricati prima dietro al compagno. Franchetti per Cocomeri. Turati è ben chiuso, si fatica a trovare degli spazi. Adesso Petrucci cerca di caricare il destro, viene fermato da Sella, ma viene fermato in maniera irregolare, quindi ci sarà punizione per il Romilton. Si appresta Dionisi alla battuta. Ammonito il numero 6 Pennacchiotti. Va Dionisi con il mancino, prova la conclusione, c'è una deviazione ma non è fortunato il Turati. Adesso che riparte veloce con Di Massimo sulla sinistra, che non riesce ad arrivare sul pallone. Non è stato fortunato come in precedenza il Romilton a trovare la deviazione vincente sotto porta. Risultato ancora di 2-2, mancano 7 minuti alla fine della partita. Di Massimo sulla destra, brutto il passaggio per il compagno. Dionisi al tu per tu col portiere, serve il compagno che sbaglia un gol a pochi passi da Girolimini. Partita che quindi resta in parità. Di Massimo di testa, sbaglia l'appoggio al compagno, arriva Cocomeri veloce da dietro. Sella lo ferma di fisico, riparte d'esperienza, non salta secondo avversario. Terzo fallo fatto dal numero 8 Sella, adesso protesta con l'arbitro. Terzo fallo consecutivo ai danni della formazione in maglia bianco-azzurra. È stato atterrato Franchetti, scusate, Pennacchiotti, che adesso si incarica della battuta. Dionisi largo a destra, lo vede Di Massimo, dà copertura alla difesa. Petrucci sul lato di destra, scambia con il compagno, prova la conclusione in mezzo, non ci arriva Cocomeri, riparte forte Di Massimo, va per vie centrali Di Massimo, serve ancora Iacomini che trova il gol del 3-2, vantaggio del Turati al 20° minuto.
Sì. Mettete, girate la maglia, tutta, forza. Mettete la felpa. 5. 3-1, vai. 3-1. Giochiamo, vai, sa. Di movimento. Esce il numero 1 imparato, entra in campo Petrucci, sarà il portiere di movimento in questi ultimi istanti finali della partita. Il Romilton gioca con il portiere di movimento. Girolimini tenta il rinvio lungo a cercare la porta scoperta. Pelosi, Dionisi, non si intendono i due e Dionisi regala una rimessa laterale a favore del Turati. Va all'indietro del portiere a cercare Dionisi, largo che capisce tutto per vie centrali, velo di Dionisi, attenzione, viene messo giù in area di rigore ma non c'è nessun provvedimento preso dall'arbitro. È stato messo giù Pennacchiotti in area di rigore, nessun fischio da parte dell'arbitro. Di Massimo scambia con Iacomini, autore della doppietta, cerca ancora Di Massimo in centro ma non lo trova, conquista però un calcio d'angolo, battuto veloce per Di Massimo, Petrucci con le mani, scarica a sinistra, Pennacchiotti, Pelosi, per vie centrali, cerca il compagno in area di rigore, ancora Petrucci, largo a destra, buon giro palla del Romilton con il portiere di movimento, cerca di trovare la via del gol, la scarica Pelosi dalla distanza, ribattuto ma il pallone resta lì, ancora Pelosi. All'altezza di centrocampo, marcano circa 3 minuti alla fine del match. Dionisi cerca di andare col tacco, scivola Di Massimo, servito Cocomeri che però non trova la rete. Scivolato Di Massimo. Adesso va a lungo con le mani nel rinvio a cercare Di Massimo, buono l'aggancio di Di Massimo, rimpallo su Petrucci. Petrucci per Pelosi, Pelosi nella zona centrale del campo, scarica per Dionisi, riparte Sella veloce, ancora Sella, non c'è il portiere, Sella va veloce verso la porta, gol di Sella al 24esimo minuto, chiude la partita il Turati, 4-2 il risultato. Trovato il gol che chiude probabilmente la partita al 24esimo minuto, il numero 8 Sella, adesso Petrucci scambia ancora con Pelosi, la potrebbe provare di destro, ribattuta, resta ancora lì la palla, Dionisi per Cocomeri, Pelosi, Petrucci, ancora Dionisi, a zona sinistra, prova il sinistro, grande la risposta del portiere, arriva Petrucci al volo, la palla resta lì, ancora Dionisi, prova la conclusione, palla che sfiora il palo alla sinistra di Girolimini, fa a lungo con le mani.
Girolimini, autore di 2 ottime parate nel finale di partita. Conquista un'importante rimessa laterale il Turati, scambia corto con Sella, che però perde il pallone. Ancora Iacomini sul pallone, riconquista la sfera, cerca di saltare l'avversario e triplice fischio, vince il Turati sul risultato di 4-2 e vola primo in classifica a 2 lunghezze dalla seconda in classifica il Two Work.